robe vergognosissime. Vi ricordo intanto che il 24 maggio, sentite questa, mettetevi in orecchio questa, 24 maggio ci hanno richiamato al teatro, faremo Gallas and Friends 2 e ci sarò io e poi una sorpresa vergognosissima. 24 maggio, ricordo sempre, tutto devoluto alle associazioni che seguiamo noi. Comunque c'era questo cavallo, questo qua aveva quel contadino che aveva che cavalca, che a un certo punto si metteva vai, cavallo sempre avvilito, vai, il cavallo sempre che piangeva, chiamate il veterinario, chiamate un altro veterinario, un veterinario di Padova, arriva qua, il cavallo sempre lì a velino, non mangiava, proprio sempre un cavallo che piange, una roba veramente vergognosissima, peggio di quello di Apolgora, perché quello si è morto, questo qua piangeva di continuo. A un certo punto uno vede, arriva un giovane e gli fa, buondì, sono venuto a parlare dal cavallo, si perché? Io ho le cure, ma veramente, vabbè. Questo qua va dentro, prende il cavallo, li apre, li tira su l'orecchia, gli dice una roba nell'orecchio, il cavallo comincia a ridere, oddio ride, quella al conto di grazie, troppissimo, 300 euro, 300, grazie, cavallo che ride, che salta lì nella stalla, un spettacolo, però un giorno, 2 giorni, cioè cavallo che ride di continuo, a un certo punto, torna a clamare che già in casa, scusa, sì, io ti ho dato 300 euro, cavallo, come ridi di continuo, ma c'è tu fa, no? Ma c'è già succeduto, no? Boh. Torna dentro, 300 euro, sempre 300, va dentro, gli apre l'orecchia, gli parla dentro, va dentro un po', prima gli parla, poi sta dentro un po', torna fuori, cavallo che mette a piangere, il cavallo che si mette a piangere, ha vinto di nuovo, sì, capì, ma come prima, ma scusa, allora, ma c'è già succeduto, ma c'è già tu fatta che c'è. Allora, le prime volte, le teorie le dite che è le bighe più grande di lui, e lui si è mettuto a ridere, e dopo... E le seconde volte le l'ho fatta vedere.